Occasioni come queste nascono dallo spirito volontaristico, solidaristico delle nostre comunità che hanno radici profonde. Siamo alla 47esima edizione per la Fiera di Bessica e nel caso di San Gregorio un'edizione che è ultracentenaria, e quindi diciamo da tanto tempo le comunità venete danno dimostrazione di interesse per il proprio territorio, di poter creare occasioni che possano essere ludiche ma possono essere anche dei momenti importanti dal punto di vista economico e della promozione del territorio. Oggi queste due realtà sono in Consiglio regionale con noi, hanno deciso di fare una promozione insieme, simbolo anche del fatto che i territori possono fare squadra e sinergia. Siamo orgogliosi di aver oggi qui dato lo spazio adeguato all'antica fiera di San Gregorio, una fiera appunto ultracentenaria, e alla fiera di Bessica arrivata alla 47esima edizione. Qui oggi abbiamo rappresentato queste due fiere, queste due realtà che sono due fiere importantissime in provincia di Treviso. Dietro al lavoro e dietro alla realizzazione di queste fiere c'è il sudore, l'impegno dei volontari, che sono tantissimi, che dobbiamo ringraziare. Le istituzioni regionali devono e sono al fianco di fiere come queste, e soprattutto continueremo a lavorare perché questa identità, questa tradizione possa continuare e possa arrivare fino alle nuove generazioni, perché è importante raccontare quello che è il nostro territorio, quello che è la promozione del nostro territorio. Ormai da molti anni la Fiera di Bessica è diventata un punto di riferimento per il florovivaismo locale e anche, possiamo dire, regionale. Il nome ormai di Bessica è associato, diciamo, alle molteplici attività dedite al florovivaismo, e quindi per noi è diventato un volano importante per le nostre attività e anche un biglietto da visita per il nostro comune.